Buongiorno a tutti, buon pomeriggio e bentornati in diretta sulle frequenze di Radio Padania Libera. Questa è la Catapulta che, come quasi tutte le domeniche pomeriggio, torna in diretta a farvi compagnia. Dico quasi tutte le domeniche pomeriggio perché ultimamente abbiamo bigiato un po' di volte, complici anche le gazzebate che ci hanno tenuto impegnati, complici anche gli speciali referendum che hanno sconvolto un po' il palinsesto domenicale della nostra radio, ma oggi siamo ancora qua in diretta con voi a tenervi compagnia fino alle 17. Io sono Andrea Villa, un saluto e saluto anche il co-conduttore di oggi che è Gabriele Rimondo. Ciao Gabbo. Però, Andrea, oggi abbiamo un ospite speciale. Yes. Oggi, signori, abbiamo un ospite, mio amico, mio grande amico, mio compagno di scuola, un cantante. Fabio, presentati. Ciao a tutti, eccomi qua. Mi chiamo in arte Blonde Blood, o Blood per la pronuncia corretta, però essendo rapper mi prendo anche la licenza poetica. Dai, che oggi parliamo di musica. Oggi facciamo una puntata un po' più leggera del solito, anche perché ogni tanto ci vuole, stacchiamo un pochettino, variamo. La Catapulta, lo sapete benissimo, voi fedeli ascoltatori, ogni tanto si permette di prendere il lusso di avere ospiti diversi. Abbiamo ospitato qualche tempo fa Linda Maggi, una scrittrice desiana. Abbiamo provato altre volte ad ospitare anche ragazzi o ragazze che fanno musica, che scrivono, che fanno dell'arte un hobby oppure un lavoro, e oggi abbiamo qua con noi Fabio. Prima di parlare di lui, però, volevo ricordare e salutare tutti i militanti che anche oggi sono stati o sono impegnati nei gazebo per la raccolta firme dei nostri referendum. Questo è l'ultimo weekend, quindi chi non ha ancora firmato ha ancora qualche ora, qualche minuto per andare nei gazebo che ci sono nei capoluoghi di provincia e anche in alcune località di villeggiatura, anche se oggi, almeno qua a Milano, il tempo non è che sia l'ideale per una villeggiatura o per una scampagnata. Gabbo infatti è tutto bagnato perché ha preso l'acqua. Ho preso tanta acqua mentre ti aspettavo, Andrea. Come sempre, tu sei la persona più puntuale del mondo. Puntualmente, con la tua puntualità, ho preso acqua. Vabbè, ho fatto un po' di ritardo oggi, ho dormito, fatemi dormire un paio d'ore. Stamattina ho fatto il gazebo, ho tratto su un po' di firme, ho fatto collegamento con la radio, ho fatto un po' di cose, ma adesso eccoci qua in diretta. Diamo sempre i numeri di telefono per intervenire, perché se qualcuno può telefonare, abbiamo già una chiamata, comunque diamo lo stesso i numeri, perché se qualcuno ha voglia di chiamare e parlare con noi può farlo allo 02 66 20 3529, oppure per i più timidi c'è anche la possibilità di mandarci un SMS al 346 642 7756. Pronto? Pronto? Ragazzi, io vi ho chiamato anche in passato, ma oggi mi pare di capire che voi fate una sola mezz'ora di trasmissione. Sì, fino alle 5. In teoria sarebbe dalle 4 alle 5 la Catapulta, però siccome ho fatto un po' di ritardo io e ci siamo anche persi in chiacchiere, facciamo qualche minuto in meno. Intendevo dire, è un'oretta o mezz'ora? No, sarebbe un'ora, però visto che abbiamo cominciato tardi perché causa pioggia, c'era traffico sulla Milano-Meda, oggi facciamo un po' meno di un'ora. Io vi aspettavo perché l'avevano annunciato da tanto tempo, e poi ribadisco ancora come mai Salvini non vi dà mezz'ora in più. Ma signora, non ci sono innanzitutto il direttore della radio non è Matteo Salvini, per cui non si occupa di queste cose, perché ha cose più importanti per la testa. Non mi parli di Morelli, per carità, che io sono sempre in lotta con Morelli. Ma no, ma signora, ma è bravo l'Alessandro Morelli. La salutiamo e la ringraziamo per la chiamata. Comunque un'ora va bene la Catapulta, cioè a noi piacerebbe anche avere 2-3 ore tutti i giorni, però il palinsesto della radio è ampio, ci sono tanti volontari, per fortuna, che hanno il piacere e la voglia di venire qua a farvi compagnia, e quindi è giusto lasciare spazio un po' a tutti. Di conseguenza noi ci tiriamo quest'oretta la domenica pomeriggio, poi quando capita durante la settimana cerchiamo sempre di fare qualche incursione, però insomma non si può sempre. Grazie signora, ricordiamo qualche gazebo così al volo per gli ultimi ritardatari. Fino alle ore 19 c'è un gazebo a Cairo Montenotte sul Mare, in provincia di Savona, in piazza Stallani, quindi se qualcuno che si trova in zona non ha ancora firmato e lo vuol fare,
lo può fare comodamente. Sempre oggi qualche altro gazebo che possiamo trovare in giro per la Padania lo possiamo trovare a Monza. A Monza c'è il gazebo fino alle ore 18 in via Italia vicino alla Rinascente, e poi se volete conoscere gli altri gazebo in corso basta che andiate sul sito vieniafirmare.org, trovate le motivazioni per cui raccogliamo le firme per i 6 referendum e trovate anche l'elenco con i gazebo. Vi ricordo che comunque la raccolta firme per quanto riguarda il quesito sulla reintroduzione del reato di clandestinità va avanti ancora, perché essendo partito dopo gli altri 5 abbiamo un po' più di tempo a disposizione. Ma adesso veniamo all'ospite di oggi. Fabio, ciao. Allora, ciao. Quanti anni hai? Io ora 20. Ora 20. Ora 20. Partiamo proprio dalle domande basilari. 20 anni, quindi giovanissimo, ma toglimi una curiosità, come hai fatto ad iniziare ad appassionarti di musica, a scrivere canzoni? Com'è nata questa tua passione? Ma allora, tutto è partito quando ero ancora alle scuole medie. Quindi, sai, scopri i generi musicali nuovi, tra cui c'era, non so, l'house, il rock e il rap, appunto. E un giorno, guardando la televisione, così, ho visto Eminem, conoscete, no? Certo. Uno degli dei del rap. E, cavolo, il suono mi appassionava, però, ovviamente, non avendo la padronanza della lingua inglese, non potevo leggermi tutte le traduzioni o comunque capirle solamente ascoltando. E poi in quegli anni lì, io avevo 12-13 anni, quindi il rap anni 90 italiano non sapevo neanche cosa fosse, sinceramente. Erano gli anni del boom di Fabri Fibra, conoscete anche lui, molto contemporaneo. E cavolo, mi piacevano i contenuti e come li trattava. E quindi ho deciso proprio di iniziare ad ascoltare ciò che avevano da dire rispetto alle loro esperienze di vita, rispetto alle situazioni che senti in televisione, le notizie, tutte queste cose belle comunque, che cioè, lo possono far tutti. Al posto di parlare e scrivere un libro, uno si scrive la musica. È una cosa che davvero mi ha impressionato avendo quell'età. E quindi tu hai cominciato a scrivere i testi, a scrivere anche la musica, scrivi tutto tu. Esatto, sì, il rap, cioè il bello del rap è proprio questo, che ognuno si scrive il suo testo. E nei tuoi testi c'è qualche argomento che tratti in maniera privilegiata rispetto agli altri? Parli un po' di tutto? Sono emozioni tue? Sono cose che ti succedono? Sono testi un po' più impegnati che parlano della società, di quello che accade nel mondo? Allora, sì, in alcuni pezzi vecchi, cioè che riguardano 2 o 3 anni fa, trattavo più quelle tematiche sociali, però, sai, senza documentarsi bene, rischi magari di incorrere in degli errori, in fraintendimenti, e magari gli ascoltatori hanno anche da dire, no? Mentre negli ultimi anni ho pensato principalmente di concentrarmi su me stesso ed esternare le mie emozioni, le mie esperienze, proprio come quando ho scoperto il rap. Cioè, proprio una sensazione bella. Una sensazione bella. E quindi il tuo primo pezzo qual è stato? Cioè, quanti anni avevi quando l'hai scritto? Il mio primo pezzo che ho scritto ero in seconda media, però per la vergogna, magari un po' il timore di mettersi in mostra rispetto, non so, agli amichetti, sai, a quell'età è un po'... hai la paura di essere un po' deriso, no? E l'ho scritto in seconda media, appunto. Poi il primo pezzo che ho pubblicato e registrato in studio, quindi, è stato nel 2011, che un mio amico mi ha convinto a farmi registrare. Io mi vergognavo, però lui credeva in me, aveva capito che avevo delle potenzialità e quindi mi sono convinto, mi sono buttato. Ti sei buttato, quindi 2011, sono passati un paio d'anni, e dal primo pezzo che tu hai scritto ad oggi, che cosa è cambiato per te? Al di là del rapporto col pubblico, magari ti sei fatto conoscere, il primo pezzo, che è questo? Boh, nel frattempo non hai suonato, hai andato in giro tramite YouTube, non lo so. Ecco, una cosa volevo chiederti,
No, beh, prima cos'è cambiato dal primo pezzo ad oggi? Poi andiamo avanti pian piano. Beh, allora, innanzitutto a livello di tecnica mi sento molto più cresciuto rispetto a prima. Riesco bene anche a esprimere meglio ciò che penso, il concetto, mentre prima, sai, sei molto condizionato più che altro da ciò che ascolti, no? Che ti aiuta molto a pensare alle tue rime, alle rime da fare, mentre andando avanti e riascoltandosi sempre di più si riesce anche a migliorare, a migliorarsi, meglio ancora. A migliorare e a migliorarsi, quindi giustamente poi col passare del tempo uno migliora, si fa, cresce, e i pezzi che tu hai scritto fino adesso sono raccolti in qualche album, in qualche CD, o lavori prevalentemente con i video che passano su YouTube, i download, visto che poi oggi è cambiato anche un po' il mondo della discografia rispetto a tanti anni fa. Se noi facciamo un focus partendo dagli anni del dopoguerra ad oggi, c'erano gli LP, quelli grandi 33 giri, quelli neri, poi si è passato al 45 giri piccolino, alla musicassetta, poi il CD laser, poi sono arrivati gli iPod, insomma i podcast, tutte queste cose. Tu come ti stai muovendo? No, guarda, io tramite web sono riuscito ad arrivare a un pubblico anche un po'. Nel nord mi sono riuscito a far sentire abbastanza. Certo, non ho comunque la stessa notorietà che ha uno che va in TV, ovviamente, perché sul web, come è facile per me, lo è facile per chiunque lo voglia fare. Quindi è molto più dispersivo. È molto più facile, ma è molto più dispersivo. Però sul web e soprattutto su YouTube, perché comunque è molto più facile anche con video o solamente comunque con le tracce, vedere quello che alla gente piace, con i commenti, con i like, con anche i non mi piace, ci sono anche quelli, e ci mancherebbe, cioè ci devono essere. Per forza ci sono anche quelli. Ma tu hai mai provato a rivolgerti a qualche etichetta discografica per collaborare? Cioè un ragazzo che ha voglia di intraprendere questo percorso, trova tanti, cioè immagino che di difficoltà ne trovi, per carità, ma ne trova tante, ne trova poche, c'è modo di infilarsi in qualche modo, oppure come va di moda adesso, se non vai a fare qualche reality su Canale 5, qualche talent show, non ce la fai, perché adesso va di moda fare così e finché non passa l'unica strada è quella? Allora, diciamo che difficoltà sempre, praticamente, perché, ripeto, tutti lo fanno ormai, è anche una moda, tra virgolette, perché c'è anche chi non ne sa niente, non che io sia il capo del rap, cioè, diciamolo, però non mi ritengo un esperto, ma neanche un pivellino, mentre è proprio difficile perché, essendo alla portata di tutti lo possono fare. Difficoltà ce ne sono, innanzitutto perché quando gli altri vedono che magari meriti più di loro, o di comunque qualcuno di loro, ti puntano il dito. E quindi dicono che non sei buono, che non sei capace, che i contenuti li lasci a casa, che tante cose. Cioè la critica, è tutto sulla critica, è fondato ormai. E riguardo alle etichette discografiche, una volta mi è successo, cantando in un locale, insieme a Rush, che non so se mi sta ascoltando, però lo saluto, insieme a lui c'è arrivata una proposta di un'etichetta indipendente, però, che però io sinceramente non mi sentivo ancora pronto per il suono che facevo, per la tecnica che avevo, e quindi abbiamo un po' lasciato perdere. Però da un lato penso che sia stata meglio anche così, perché abbiamo avuto modo di svilupparci meglio, di crescere e alla fin fine di ottenere anche dei risultati concreti col passare del tempo. Certo, è ovvio che andando in un talent o comunque in un reality, in televisione, la visibilità è al top, perché tutta Italia ti guarda. Per forza, comunque così facendo uno magari ha anche la possibilità di farsi conoscere di più, di essere sotto i riflettori, e poi non so se è sempre un vantaggio, perché poi comunque se uno non è bravo o non riesce poi a costruire qualcosa di credibile, una volta che finisce l'appuntamento televisivo poi cade nel dimenticatoio. L'abbiamo visto in un sacco di casi, cose del genere, ma adesso non è il campo musicale, però
anche col Grande Fratello, tanto per fare un esempio. Esatto, che è l'esempio lampante. Un sacco di persone che hanno partecipato, poi una volta uscite dalla casa, sì, quei 2 o 3 mesi di finta notorietà e poi basta. Qualcuno invece è riuscito a dimostrare di essere un valido artista ed ha proseguito, però se noi li consideriamo sulla totalità delle persone che hanno partecipato a questo show, poi solamente una minima parte ce l'ha fatta ad andare avanti. Allora chiedo aiuto al regista adesso, Roberto Colombo, che salutiamo e ringraziamo. Abbiamo un contributo da mandare, prima parlavamo di Eminem, un tuo ispiratore, Sì. ci ascoltiamo un suo pezzo mentre noi ci prepariamo per la prosecuzione della puntata.
Eccoci qua, sempre in diretta su Radio Padania Libera, questa è la Catapulta, siamo ritornati dopo qualche domenica d'assenza, non siamo scappati, eravamo impegnati a raccogliere le firme ai gazebo per il referendum. Ricordo che è ancora possibile firmare ai gazebo oggi pomeriggio e magari anche nei prossimi giorni da qualche altra parte. Per conoscere le ubicazioni di tutti i nostri gazebo visitate il sito www.vieniafirmare.com. Oggi parliamo di musica, facciamo una trasmissione un po' più leggera rispetto al solito, parliamo poco di politica perché è tutto il giorno che ne parliamo e ci prendiamo un piccolo stacco. Gabbo, dicelo tu perché siamo qua oggi. Fai il co-conduttore. No, guarda, io sono arrivato adesso, ho passato mezz'ora qua a fare un disegnino, tra l'altro bellissimo. Anzi, per chiunque volesse vederlo, noi siamo anche in diretta in diretta video. Se andate su internet, sul sito di Radio Padania, ci potete vedere. Io ve lo sconsiglio, Io ve lo sconsiglio perché se non avete uno stomaco più che forte, vederci in faccia mentre siamo qua all'opera. Poi all'ora di merenda. Non è che... Vi va di traverso la merenda, state attenti, siate sicuri di quello che fate. Fate il vostro rischio e pericolo. Comunque il fatto sta che io ho passato qua adesso, ho disegnato, la mia vena artistica, certo non è cantare perché sono stonato come non so cosa, però in compenso ho fatto su un disegnino, Dio, un po' orribile, però ho tirato fuori quella micro vena artistica che mi ritrovo, no? Bravo Gabbo, bravo, complimenti. Comunque non stavamo parlando della mia vena artistica, ma della vena artistica di Fabio, di un mio amico, e niente, parliamo del tuo ultimo disco, per esempio. Allora, il mio ultimo disco, innanzitutto l'ho chiamato Gas, non per riferimenti a cose brutte, ma semplicemente perché ho cambiato un po' il mio modo di cantare. A livello di tecnica, quindi di metrica, ho aggiunto dei punti di fiato dove prima non ne usavo. Gli argomenti... Sono riuscito a fare un disco molto vario, cioè nonostante questo qui sia solamente un tape, sono 3 pezzi ed è un'anticipazione del prossimo mixtape, ovvero scriverò su dei beat non prodotti, o meglio, prodotti ma da beatmaker magari anche stranieri che comunque si possono usare no profit, ovvero non possono essere vendute le tracce a meno che non si acquistino le licenze. E in questo pezzo appunto ho fatto 3 pezzi. Il primo si intitola Gas, che appunto è un riferimento al mio modo nuovo di rappare, di trattare delle tematiche nuove, non nuove, però per il mio personaggio nuove. Ed è molto più personale comunque, cioè non parlo più di società, di sociale in generale, perché lo fanno tutti ormai, cioè, ed è un copia e incolla di tutte le rime. Però è molto, molto originale come cosa. Il secondo pezzo invece si chiama Hey Rapper, e ho dato questo nome e questa traccia l'ho scritta appunto perché molta gente, no, che sa che io rappo mi chiede più che altro come mai ancora non sei famoso, oppure ci sono quelli che magari a causa di impegni o priorità, tra cui lavoro, che ringrazio moltissimo i miei datori di lavoro, la scuola anche, cavolo, non riesci più a sentirli come prima, no? E quindi dicono che magari, o meglio, pensano che mi sia montato la testa e che non so cosa pensano ancora. Il terzo pezzo invece si chiama Non lo sai, ed è proprio molto personale, più degli altri 2, e riguarda un po'... non so come dire, le esperienze che io personalmente ho vissuto e le emozioni che ho provato, però ho fatto un ritornello adattabile a chiunque, nel senso che tu che critichi non sai quello che una persona passa, e quindi prima piuttosto informati, chiedi, parlane, al posto di puntare il dito. Niente, tutto qui. Tutto qui, ne ascoltiamo uno. Dove cominciamo? Da Gas, va bene? Gas è il pezzo numero 1, è quello a cui ho dato il nome al tape.
Quindi se dalla regia mi danno la conferma, noi lo ascoltiamo, vai, Gas. Cico, questo era Gas, Esatto. Che hai scritto tu. Esatto, ovviamente. Ma se qualche ascoltatore che ci sta seguendo in questo momento da casa, dalla macchina, dal lavoro, se qualcuno lavora in questo momento, avesse voglia di conoscerti meglio, ascoltare i tuoi pezzi anche dopo la puntata di oggi, che cosa deve fare? Come può fare? Allora, come ho detto prima, è tutto tramite web, quindi su YouTube può andare a cercare il mio canale che è Blonde Blood Official, tutto attaccato, e lì troverà, oltre al nuovo tape di cui faceva parte questo pezzo, troverà anche i vecchi pezzi, altri mixtape, o comunque su YouTube ci sono anche altri canali in cui ci sono anche videoclip e altri pezzi vecchi magari, quindi un po' più, non so come dire, un po' più grezzi, tra virgolette. Un po' più grezzi? Sì. Perché dici che sono un po' più grezzi? Un po' più grezzi nel senso che si sente che magari erano un po' più artigianali, in quel senso lì, no? A livello di suono, di mixing, di tutto. Mentre su Facebook anche si può andare, penso che ormai chiunque ha Facebook, un profilo Facebook, e lì ho la mia pagina ufficiale che si chiama appunto Blonde Blood, e comunque c'è la foto e si vede. È ribelle abbastanza. Ah, devo fare anche lo spelling? Sì, facciamo lo allora, spelling, dai, facciamo anche lo spelling. Allora, blonde è B-L-O-N-D e poi staccato c'è blood o blood, che sarebbe la pronuncia più corretta, che sarebbe sangue biondo la traduzione, e lo spelling di blood è B-L-O-O-D. Ecco qua. Ok. Bene, ma quando rapper che canta in italiano, quindi un filone nostrano di questo genere, che è nato negli Stati Uniti, facci un po' una panoramica sul rap, ma praticamente su perché nasce, perché è un genere rap... piace o non piace. Io dico la verità, non è il mio genere preferito, però se mi parli di Eminem, ma anche di altri artisti, li seguo volentieri, però è un genere tutto particolare, tutto suo, che ha un suo perché. Esatto. Ma nasce negli anni 90, inizi anni 90. Innanzitutto, comunque dai ghetti,
è proprio la storia, no? Come tutti dicono, è così, perché nasce comunque per la protesta, perché la gente magari in quegli anni c'era chi stava male e voleva trovare un modo per riuscire a protestare, ma senza arrivare alle mani o comunque alla violenza, in un modo un po' più pacifico, ma tagliente, non so, aggressivo, in modo che si riesce a trasmettere ciò che si vive, è da lì che nasce tutto. Poi l'hip hop comunque comprende varie discipline, tra cui il rap, il writing, il DJ, che sono tutte combinate e creano l'hip hop, appunto, che è una cultura e nasce negli Stati Uniti. Qui in Italia comunque è più una cosa, sono più gli appassionati che fanno rap o fanno writing, dal mio punto di vista, perché comunque cioè, nessuno vive nel ghetto di quelli che fanno rap. Ma Per quanto quella è ne so io. quella forse è stata importata e adattata un po' a Esatto, quella che è esatto, la nostra realtà, perché vabbè esatto. sì, ovviamente nasce Cioè, in un sarebbe da contesto stupidi e da diverso. incoerenti dirlo. Cioè, Ma ecco, il filone del rapper qua in Italia ha preso piede perché, vabbè, non si può dire il contrario, sì, ma sì, sì, ultimamente come si sta sviluppando? Nel senso che ci sono, immagino, tanti ragazzi come te a cui piace, che lo seguono, che lo tantissimi, reinterpretano e che lo tantissimi. cantano. L'unica cosa è che, vabbè, in Italia comunque ora sì, negli ultimi 3-4 anni davvero è arrivato a livelli in cui noi appassionati, cioè, non avremmo mai pensato di arrivare, sinceramente. Anche perché, sai, prima, vabbè, il pop in Italia regna, Eh beh, sì. quindi il rock segue, e il rap invece, tra virgolette, è nuovo, no? Poi comunque siamo riusciti ad arrivare anche in TV con Fabri Fibra, con Moreno, con... beh, oddio, quello lì comunque non è rap rap, è rap un po' più... non commerciale, che è sbagliato dirlo, però... Se l'è un po' personalizzato, esatto, sì, diciamo così, va. esatto. Quel tipo di rap lì piace a tutti, diciamo, no? Mentre il rap rap, come dicevi tu appunto, o piace o non piace. È proprio una passione che uno ha, non so. Per dire, io personalmente il rock non lo schifo, non lo disprezzo, anzi. Cioè, a livello di tecnica nel rock, di strumenti, cioè, è una cosa potentissima. Però non riesco a farmelo piacere, ecco. No, credo che la cosa positiva del rap sia proprio la possibilità che hai di raccontare storie, di raccontare te stesso, di trasmettere Sì, sì, sì. emozioni, cose che sì, avvengono anche con gli altri generi, però forse il rap è più studiato su misura per far questo, Esatto, sì, anche di perché nasce nel comunicazione contesto che proprio. dicevamo prima. Proprio di comunicazione, sì, puoi fare un testo rap su qualsiasi cosa, cioè alla fine. Puoi farlo su te stesso, puoi farlo su la politica, puoi farlo sugli occhiali da sole che adesso hai in mano, cioè tu puoi dedicargli una canzone se vuoi. Cioè il rap è apertissimo, per quello sì, ed è quello che a me davvero piace tantissimo. E tra uno dei tuoi ultimi pezzi c'è anche uno che si chiama Non lo sai. Non Sì. lo sai come nasce. Cos'è che non lo sai? Non lo sai, è proprio come ho detto anche prima, è uno sfogo personale, ecco. E praticamente la dedico a tutte quelle persone che criticano senza sapere ciò che uno ha passato prima o passa contemporaneamente in questo momento. Cioè, non sai mai, non lo sai perché uno fa determinate scelte e perché ne farà di altro, perché ne ha fatte in passato. Non puoi saperlo finché non lo si conosce o comunque non ci si parla insieme, no? E invece la maggior parte della gente critica e basta, sa solamente criticare. E io appunto questo pezzo qua l'ho fatto nel mio piccolo, nel mio mondo, appunto per sottolineare questo fatto qua. Quindi direi che magari ce lo ascoltiamo adesso, questo pezzo, perché mi incuriosisce sentirlo e beh, penso che sia anche un po' adattabile a A tutti noi, a tutti, tutti noi. esatto. Mentre Gabbo disegna, noi ce lo ascoltiamo. Gabbo, disegna bene, mi raccomando, eh. Beat Junkie.
Finita? Sì. Eccoci qua, siamo tornati ancora in diretta, sono gli ultimi minuti. Roberto Colombo alla regia, quanti minuti abbiamo? 2, mamma mia, 2 minuti sono veramente pochi, lo sapete, perché 2 minuti non si riesce a fare praticamente nulla, non si riesce a prendere una telefonata, non si riesce a mandare un'altra canzone, non si riesce a intavolare un discorso. Ti faccio una domanda flash, progetti per il futuro. Progetti per il futuro, allora, innanzitutto dopo questo tape qui ho già in progetto, sto già scrivendo un nuovo mixtape, come dicevo prima, appunto su basi comunque di beatmaker anche esteri, che vanno dalla Germania, americani, proprio un bel progetto comunque. E poi il 29 sarò anche ad Esio, per la manifestazione della sicurezza dei comitati di quartiere, ci sarà anche il sindaco, e mi esibirò lì appunto con Gas, con questo tape qui. Comunque dai, si è sempre in movimento, esatto. Siamo sempre in movimento. Quanto ci rimane adesso? 1 minuto, niente, basta. Salutiamo perché ci stanno cacciando dalla radio. Il Roberto ha tirato fuori la ghigliottina che usa per tagliarci la testa se andiamo avanti ancora a parlare. Allora, grazie Fabio per essere stato con noi. Grazie a voi. Io sono contento perché sei bracciolo come noi. Ed è bello anche vedere che non ci sono solamente i ragazzi che passano il tempo a ribambirsi guardando il Grande Fratello, smanettando davanti alla PlayStation o passando il sabato pomeriggio al centro commerciale. Ce ne sono anche tanti che come noi si occupano di politica, ci sono tanti che si occupano di musica, scrivono, sognano, pensano, fanno, cercano di crearsi qualcosa. Insomma, diciamo che quando ci sono esempi come questi, noi possiamo capire, sperare, immaginare che forse il futuro potrebbe essere un po' più roseo di quello che possiamo intuire proiettando il presente, guardando in avanti. Speriamo. Ce lo auguriamo tutti perché no, finché c'è continua ad esserci qualcuno che usa il cervello in maniera propositiva e positiva, insomma, la speranza non finisce mai, giusto? Gabbo? Giusto. Gabbo, allora, la prossima puntata portiamo qua il pittore, il disegnatore Gabbo Rimondo, visto che ormai viene in radio a fare i bozzetti. Cos'è quello lì? Cos'è che disegnava? Ma non lo so, questo qua era già fatto, io ho semplicemente preso... Vabbè, te hai fatto quello lì. No, io ho fatto questi due qua, ho fatto il tipo qua con la cresta ma senti, il tipo qua con la cresta, ma senti che tamarro. Ma guarda che bello che è un disegno perfetto. No, è perché mi hai detto che è brutto. Poi guarda che tipo che ti ho disegnato. Bellissima. Mamma mia, deve essere capita, no? Cioè, è più bella di Belen questa qua. Dai. Oddio. Allora, già che è un mio disegno, no. È uscito fuori che è bellissimo, già che è roba mia. Cavolo, no? La modestia qua. Gabbo, sei proprio il numero 1, io l'ho sempre detto. Allora, ricordiamo ancora per l'ultima volta il sito www.vienafirmare.org per chi non ha ancora firmato i nostri 6 quesiti referendari e vuole andare a firmarli. Oggi noi chiudiamo qua, ritorniamo con la catapulta domenica prossima, sempre dalle 16 alle 17, la programmazione di Radio Padania Libera adesso avanti con le repliche delle migliori trasmissioni della settimana, e io sono sicuro che tra le repliche ci sarà anche la catapulta o qualche speciale referendum che mi è capitato di fare in questi ultimi giorni, perché siamo bravissimi. Va bene, grazie Fabio. Grazie a voi. Ricorda ancora l'ultima volta come fare per trovarti su internet? Allora, su YouTube, ripeto, il canale ufficiale Blonde Blood Official, oppure su Facebook c'è la pagina su cui si può dare un like e almeno si può seguire ciò che faccio artisticamente, ovvero live, serate, progetti, dischi, tutto. Blonde Blood. Ok, ti segnaliamo anche a Sami Varin per la musica indipendente. Gabbo, torniamo ad Esio. Torniamo ad Esio. Va bene. Un saluto anche da Andrea Villa, ciao a tutti e buona Padania. Ciao ascoltatori. Buongiorno Padania! Avete ascoltato La Catapulta. Un nuovo modo per sostenere la tua radio.